Allora, la carissima Ester Capuzzo dell'Università di Roma La Sapienza ci intratterrà su il diritto negato al diritto di avere diritti. Si dice l'apolodia, mai sentito? L'apolidia, sì, è un termine, l'ha inventato lei? No. Ah no, l'apolidia, non lo so, ma in Europa alla fine della Prima Guerra Mondiale, cioè il problema degli apolidi, d'accordo, ma non sapevo, scusate la mia ignoranza, non sapevo che esistesse un termine in tal senso. Bene, a lei la parola. Grazie. Grazie anche agli organizzatori di questo convegno, al professor Ortalli che ho avuto il piacere di rivedere dopo tantissimo tempo, a Pierluigi Ballini, a Sandro Franchini e ad Antonio Varsori. Mi occuperò soprattutto del problema degli apolidi in relazione alla dissoluzione dell'impero asburgico, perché in realtà il tema dell'apolidia è un tema che geograficamente investe gli stati successori dell'Austria, ma non solo ma anche i grandi imperi che vengono meno e che sono stati più volte citati, nonché i russi che vivono l'esperienza della rivoluzione e quindi della fine dell'impero zarista. Dobbiamo innanzitutto dire che la guerra, che coinvolge largamente, come sappiamo, i civili, radicalizzava i processi di esclusione che erano stati già posti in essere nel periodo prebellico e soprattutto ridefiniva il rapporto Stato-individuo, attribuendo alla cittadinanza nuovi significati e nuovi limiti e soprattutto rendendo difficile per gli individui essere naturalizzati in un paese straniero e per coloro che avevano già ricevuto la naturalizzazione nel periodo precedente la guerra incorrere nell'apolidia. Con la fine poi della Prima Guerra Mondiale, appunto, sul continente europeo l'apolidia possiamo dire che comincia ad assumere quella dimensione di problema su vasta scala che avrebbe poi caratterizzato, come sappiamo, in maniera abnorme la fine del secondo conflitto mondiale. Ma già alla fine della Prima Guerra Mondiale l'apolidia si associa a una serie di nuovi parametri, come forse Francesco Caccamo prima ha richiamato, quali una nuova ridefinizione dei confini, un cambiamento nelle relazioni internazionali, la marginalizzazione delle minoranze etniche e religiose. Del resto è proprio la guerra a rimodellare i diritti dei cittadini, con le esposizioni a politiche di discriminazione realizzate mediante espulsioni, internamenti, deportazioni, migrazioni forzate e ne limitava le libertà civili, ridotte o sospese soprattutto per gli stranieri e per quei gruppi la cui lealtà era difficile da accertare e di cui alla fine del 1918, nell'autunno del 1918, dava conto con un ampio sguardo a quanto posto in essere nei vari paesi europei coinvolti nel conflitto l'American International Law, in tutta una serie di articoli dedicati al trattamento posti in essere dai vari paesi europei nei confronti dei nemici, degli individui appartenenti a stati nemici. Questo perché? Perché come sappiamo durante gli anni del conflitto gli stati europei erano ossessionati dall'idea che ogni straniero potesse essere una spia o un sabotatore e quindi erano spinti a ritenere che ogni individuo che avesse dei legami personali o familiari in un paese nemico potesse nutrire una maggiore fedeltà alle sue origini che non al paese in cui viveva e lavorava magari da decenni.
Negli anni della guerra, infatti, si era giunti per questi motivi alla snaturalizzazione su ampia scala della cittadinanza mediante revoca agli individui che erano stati naturalizzati in precedenza, così da sbarazzarsi, potremmo dire, dei cittadini sgraditi o potenzialmente pericolosi. Era questo il caso della Francia, che con una legge dell'aprile del 1915 prevedeva la possibilità della revoca della naturalizzazione nei confronti dei nativi di paesi nemici che ne avessero conservato la cittadinanza attraverso la revisione di tutti i decreti di naturalizzazione a partire dal 1 gennaio 1913. Anche il Portogallo nel 1916 emanava una legge sulla snaturalizzazione per tutti coloro che fossero di padre tedesco. La stessa cosa succede anche in Italia, non casualmente nel 1917, quindi poco dopo la dichiarazione di guerra contro la Germania. Anche qui, come nel caso della Francia, il provvedimento italiano retrodata la revoca della cittadinanza a tutti coloro che l'avessero ottenuta nel decennio precedente lo scoppio del conflitto. Chiaramente questo è un provvedimento che potremmo definire antitedesco e che colpiva peraltro coloro che avevano assunto la cittadinanza italiana per naturalizzazione nel periodo precedente alla legge giolittiana sulla cittadinanza del 1912, quindi quella che nel periodo in cui l'Italia non aveva una legge specifica propria sulla cittadinanza, ma le norme sulla cittadinanza erano contenute nelle preleggi al Codice Civile, coloro che avevano ricevuto la naturalizzazione avevano ottenuto la cosiddetta piccola cittadinanza, che era la cittadinanza che veniva concessa per via amministrativa e che riguardava soltanto il riconoscimento dei diritti civili, perché la cosiddetta grande cittadinanza era quella che gli stranieri potevano ottenere prima del 1912 soltanto con una legge votata dal Parlamento, e quindi la si otteneva in casi particolari, ecco, mentre la maggior parte dei naturalizzati avevano una cittadinanza che potremmo definire limitata oggi. È però, diciamo, la snazionalizzazione un fatto che diventa l'anticamera, come si può immaginare, della apolidia, che però non era un fenomeno nuovo nella storia del vecchio continente, dal momento che si era già affacciato sulla scena del continente europeo alla fine dell'Ottocento, con l'espulsione in massa dallo Schleswig settentrionale compiuta dalla Germania nel 1898-1899 degli abitanti di questa regione che avevano optato per la cittadinanza danese ai sensi del Trattato di Vienna del 1860. Naturalmente questo episodio è, diciamo, un episodio che riproduce la dinamica propria dello Stato-nazione, che cercava di affermare la propria sovranità su territori caratterizzati da una presunta omogeneità etnico-culturale, che nel caso in cui non si fosse rivelata tale, quindi si fosse rivelata imperfetta, veniva perseguita con lo spostamento di popolazioni portatrici di quella disomogeneità. Ciò si rifletteva sulla graduale statalizzazione dell'appartenenza che gli Stati-nazione esplicitavano proprio nella cittadinanza attribuita a quanti allo Stato appartenevano, nella considerazione che tutti i componenti fossero uguali nella medesima misura in virtù del loro status civitatis. Tant'è che proprio il secondo Ottocento vede la nascita di un termine che sta a significare coloro che non hanno cittadinanza. Il termine è Leitmallos e viene messo in circolazione, per così dire, dalla legge federale svizzera del 3 dicembre 1850. Questo termine stava a definire tutte le persone che risiedevano in Svizzera ma che non appartenevano a un cantone come cittadini
e è un termine che sarà quello di Heimat Loos, sostituito proprio nel 1918 dal termine apatrid coniato dal giurista francese Charles Clairaut, e poi sarebbe stato adottato anche dalla Società delle Nazioni. Oggi non si usano più ovviamente questi termini, ma si usa quello di stateless. Era però la prima guerra mondiale che orientava verso precise linee di appartenenza a far esplodere il fenomeno in chiave di inclusione e esclusione di milioni di individui nei vari paesi europei, considerati estranei e quindi indesiderati. Con i poteri di emergenza, come abbiamo visto, i governi dei vari paesi coinvolti nel conflitto limitavano e comprimevano le libertà e i diritti degli stranieri, sospendendo la libertà di movimento, obbligandoli a registrarsi, a dotarsi di un visto, a vivere in aree ben precise del paese, internandoli nei campi e ponendo loro tutta una serie di divieti. Se in alcuni casi si trattava di studenti, di lavoratori stagionali, di membri di ordini religiosi, e questo riguardava soprattutto l'Italia, in particolare Roma, nella maggior parte dei casi questi individui che venivano considerati estranei erano tuttavia da anni residenti nei paesi belligeranti, possedevano beni immobili, erano titolari di conti correnti bancari e di azioni, esercitavano attività commerciali e imprenditoriali. Pensiamo soltanto al fatto che la grande imprenditoria alberghiera italiana era ad esempio in mano a tedeschi, austriaci e a svizzeri. Svolgevano anche libere professioni, avevano un lavoro subordinato o molto spesso avevano appunto avuto la naturalizzazione. Nel clima bellico la naturalizzazione veniva considerata dai governi e dall'opinione pubblica dei vari paesi come una sorta di strategia di travestimento, particolarmente pericolosa perché premeditata in anticipo per attuare poi azioni di spionaggio o di sabotaggio. Di qui la sospensione nei vari paesi europei delle naturalizzazioni come misura preventiva che segnava uno spartiacque ben preciso tra cittadini e stranieri, stabilendo un confine tra chi apparteneva ad uno spazio politico condiviso e chi invece vi era escluso. Nel corso del conflitto, come abbiamo appunto visto, Francia, Gran Bretagna e Italia emanavano una serie di provvedimenti che revocavano le naturalizzazioni concesse nel periodo prebellico, creando degli apolidi. I provvedimenti adottati miravano soprattutto a contrastare gli effetti della legge tedesca del 1913 che autorizzava i cittadini tedeschi per motivi di opportunità politica e di concorrenza commerciale a naturalizzarsi in altri paesi senza perdere la cittadinanza tedesca, cioè diventando portatori di una doppia cittadinanza. La ratio della legge tedesca rifletteva quella che era il concetto della cittadinanza in Germania, fondato sul legame etnoculturale, in base al quale i cittadini erano membri del popolo tedesco e tali rimanevano anche quando risiedevano all'estero o acquistavano un'altra cittadinanza. Nel corso della guerra non mancavano casi di tedeschi che, mantenuta la cittadinanza originaria anche in caso di residenza all'estero, ne richiedevano per ragioni di opportunità, come si diceva allora, lo svincolo, per ottenere lo status di apolidi e quindi il ritiro del sequestro dei loro beni in quanto appartenenti a cittadini di uno Stato nemico. L'apolidia quindi veniva richiesta in forma strumentale per garantirsi dei vantaggi e non perdere il proprio patrimonio in beni mobili ed immobili. La revoca della naturalizzazione a sudditi di stati nemici esponeva quindi alle norme, questi individui che la richiedevano, alle norme legislative del paese di provenienza nel reintegro o meno nella cittadinanza di origine, rendendoli quindi passibili di apolidia. E ciò rifletteva la tendenza a collegare la cittadinanza alla nazionalità, al gruppo etnico preminente nello Stato, territorializzando i membri in una collettività omogenea dal punto di vista etnico, linguistico e religioso. In
Quest'ottica, l'ambiguità nazionale, la doppia cittadinanza e la fedeltà a più di uno Stato, come nel caso degli ebrei tedeschi naturalizzatisi francesi, dovevano essere perseguite denaturalizzando quanti fossero potenzialmente soggetti a infedeltà nazionale o nazionalmente disomogenei. Era però soltanto il Trattato di Versailles a naturalizzare in un certo qual senso neutralizzare in un certo qual senso la legge tedesca del 13, impedendo al governo della Germania di concedere per il futuro l'autorizzazione che determinava a quanti la richiedessero di mantenere la doppia cittadinanza. In un momento del tutto diverso, ma in una dimensione non sostanzialmente differente, quasi negli anni immediatamente precedenti allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, sarebbero poi stati gli ebrei in Italia con le leggi razziali del 1938, in Germania con le leggi del 1933, gli ebrei stranieri che avrebbero acquistato la cittadinanza italiana o tedesca dopo la fine della Prima Guerra Mondiale a subire la revoca della cittadinanza e quindi a diventare apolidi. E questo avrebbe colpito soprattutto gli ebrei presenti in alcune comunità e segnatamente in quelle che dei territori che l'Italia aveva acquistato alla fine della Prima Guerra Mondiale, quindi soprattutto gli ebrei della comunità di Trieste e di Fiume. Le situazioni di apolidia si aggravavano, come appunto abbiamo già accennato, nel primo dopoguerra, con la dissoluzione dell'impero asburgico e la nascita degli stati successori sancita dai trattati di Saint-Germain e di Trianon, che non riconoscevano come requisito determinante il diritto alla cittadinanza dello Stato se non in un istituto proprio del diritto austriaco, cioè la pertinenza equivalente all'incolato, del Heimatrecht, che colpendo di fatto in questo modo tutti coloro che erano portatori di identità multiple e che nel caso post-bellico spesso non erano in grado di dimostrare la appartenenza al nesso comunale del mondo asburgico. Nel Trattato di Saint-Germain veniva infatti assunto come principio essenziale quello della pertinenza. Nelle clausole relative alla cittadinanza contenute nel trattato, e mi riferisco agli articoli 70 e 71, si rimandava infatti a questo istituto, che era un istituto del tutto estraneo alle norme del diritto italiano e che si distingueva dalla cittadinanza e si definiva come un vincolo che legava ogni individuo a un dato comune. Quasi una sorta, potremmo dire appunto, di indigenato locale. La pertinenza che qualificava l'appartenenza dell'individuo al nesso comunale era distinta sia dal domicilio sia dalla residenza. Si acquisiva iure loci con la nascita, iure sanguinis per via paterna, iure communicationis per matrimonio con un pertinente e in conseguenza di speciali rapporti con le istituzioni comunali che comportavano l'obbligo della residenza nel territorio del comune stesso. Si trattava quindi di un diritto individuale di appartenenza a un comune austriaco o ungherese che garantiva il diritto di soggiorno e l'assistenza ai più bisognosi e che quindi molto spesso non veniva registrata nei passaggi da un comune all'altro nel caso di individui o di famiglie agiate. E questo avrebbe portato delle conseguenze significative nel dopoguerra. Tale diritto presupponeva la nazionalità austriaca e veniva perduto automaticamente quando quest'ultima veniva meno. Non si poteva poi essere cittadini ungheresi e pertinenti in un comune austriaco. La scelta operata dal Trattato di Saint-Germain in tema di cittadinanza limitava per l'Italia l'acquisto ipso iure solo i pertinenti e nati nei territori annessi o che avessero acquisito la pertinenza prima della dichiarazione di guerra per diretta volontà, ma non a quanti l'avessero assunta per pubblico servizio, quindi in questo modo si escludevano i funzionari dell'amministrazione austriaca o
ancorché pertinenti, non fossero nati in quei territori. Era questa una scelta che mirava a inibire l'acquisizione della cittadinanza italiana a persone il cui legame con i territori annessi non fosse così stretto come quello derivante dalla nascita e dalla discendenza, quindi fondato sulla nazionalità, rispondendo a un criterio prettamente politico che privilegiava coloro che vi erano nati, i cosiddetti originari, rispetto ai domiciliari. In base a quanto stabilito dai trattati di Saint-Germain e poi anche di Trianon, coloro che erano privi di questo requisito divenivano apolidi, riflettendo in ciò una precisa strategia identitaria. A differenza di altre realtà, per i trattati firmati dall'Italia non era la demarcazione del confine, inteso nella sua mera dimensione territoriale, a porsi come barriera in grado di separare chi stava dentro e chi stava fuori dalla nazione e dallo Stato, quanto piuttosto, potremmo dire, il legame genetico con il territorio ricondotto alla nascita e quindi alla famiglia, che sanciva la possibilità o meno di essere cittadino italiano optimo iure per affermare l'ineludibilità della italianità dei territori annessi. Del resto ce l'ha ricordato prima Luciano Monzali, siamo di fronte a italiani che il Risorgimento, per come diciamo, si era svolto, erano rimasti esclusi dal nesso nazionale e quindi si trattava di far sì che non solo quei territori fossero redenti, ma fossero redenti anche coloro che da tempo vi abitavano e che erano figli di coloro che da tempo abitavano in quei territori. E quindi anche la determinazione della cittadinanza, in un certo qual senso potremmo dire, rifletteva quelli che erano stati gli obiettivi nazionali per i quali l'Italia aveva condotto la guerra. E quindi nascita e discendenza entravano in stretta relazione con la rigidità con la quale veniva interpretato il criterio di inclusione-esclusione nello Stato, al di là del fatto che questi nuovi cittadini potessero appartenere a nazionalità e a culture diverse da quella prettamente italiana. A mitigare in un certo qual senso l'asprezza di un mutamento coatto di cittadinanza, come immediata conseguenza di una variazione territoriale a prescindere dalla volontà degli interessati, il Trattato di Saint-Germain accordava al governo la facoltà di accogliere o meno la richiesta di cittadinanza per elezione, espressa mediante opzione avanzata da singoli richiedenti. Questo è il caso che fa riferimento a una particolare categoria di cittadini che provenienti dalle nuove province, in particolare dal Trentino, che sarebbero dovuti divenire cittadini italiani alla fine della Prima Guerra Mondiale, ma che non divennero cittadini italiani e anzi divennero apolidi. Mi riferisco a quanti erano emigrati soprattutto dal Trentino a partire dagli anni 70 dell'Ottocento verso l'America Latina, in particolare in Brasile e in Argentina, e poi in Bosnia e Erzegovina, e che stando fuori appunto dal territorio nazionale, non conoscendo i contenuti del trattato di pace ed essendo molto spesso abitanti in zone lontane dai consolati italiani, non poterono esprimere appunto questa opzione a favore della cittadinanza italiana e quindi da tirolesi di lingua italiana, questa era la definizione con cui erano emigrati all'estero durante il secondo Ottocento, divennero apolidi, in molti casi acquisendo poi la cittadinanza dei paesi di accoglienza. I discendenti di questi emigrati sono in molti casi diventati italiani grazie a una legge che lo Stato italiano ha emanato il 14 dicembre 2000 che ha riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana ai discendenti appunto di questi emigrati. Anche il Trattato di Rapallo conteneva il diritto di opzione
che permetteva di trasferire a chi optasse per la cittadinanza italiana, di trasferire il proprio domicilio fuori del regno predetto, insomma, e questo ce l'ha anche messo bene in evidenza Luciano Monzali nei suoi studi. Questo elemento della scelta della cittadinanza per elezione prevista dal Trattato di Saint-Germain e di Rapallo veniva recepita dall'Italia con un provvedimento che nel 1920 stabiliva la creazione di una commissione per la valutazione appunto delle domande di cittadinanza italiana per elezione. Questo è un tipo di cittadinanza che viene concessa per via amministrativa, e queste commissioni erano presenti in ogni distretto politico riferito, diciamo, in una secondo l'organica precedente asburgica. E poi nel 1923, quando cominciano a essere istituite le province nei territori annessi, ne vengono create una a Trento e una a Trieste. Purtroppo la documentazione della Commissione per la valutazione delle domande di opzione di Trento non è consultabile perché è andata distrutta a seguito di un incendio. Per quanto riguarda invece gli atti della commissione circondariale della Venezia Giulia, questa esaminò circa 20.000 domande, molte delle quali decadettero ben presto perché i richiedenti erano divenuti cittadini italiani optimo iure, mentre quindi circa 10.000, più di 10.000, mentre per quanto riguardava le restanti 9.767 domande, 8.352 venivano accolte favorevolmente e soltanto 1.415 rigettate. Questi requisiti stringenti che caratterizzavano i trattati firmati dall'Italia noi li ritroviamo anche nei trattati relativi al Regno dei Serbi croato-sloveni e alla Cecoslovacchia, perché qui relativamente alla cittadinanza veniva stabilito che potessero acquisire appunto la cittadinanza dei due paesi soltanto coloro che avessero acquisito l'incolato dopo il 1° gennaio 1910, negando rilevanza al valore dell'autoctonia e permettendo così di operare una certa selezione tra cittadini idonei o optimo iure, come potremmo dire, e negando la cittadinanza agli immigrati provenienti dall'Ungheria. Nel dopoguerra, a dilatare il fenomeno della polidia, interveniva anche la nuova legge sulla cittadinanza austriaca emanata il 5 dicembre 1918, a poco meno di un mese dalla proclamazione della Repubblica, che stabiliva appunto che la cittadinanza venisse riconosciuta a quanti alla data del 1 agosto del 1914 avessero avuto la residenza nel territorio della Repubblica e a quanti si fossero in esso trasferiti dopo quella data, avendo la pertinenza, ad eccezione però della pertinenza nei comuni della Dalmazia, dell'Istria o della Galizia. Questa limitazione di natura geografica rifletteva, come sappiamo, la nuova situazione politica che la fine del conflitto aveva aperto, perché l'Istria e la Dalmazia, almeno una parte della Dalmazia, erano state attribuite all'Italia, mentre per quanto riguardava la Galizia, che era stata attribuita alla Polonia, la legge voleva evitare che arrivassero, come già diciamo si stava operando, in massa ebrei provenienti dal territorio austriaco della Galizia, e per evitare poi che ulteriori flussi di profughi ebrei arrivassero anche dalla Bucovina, che era stata attribuita alla Romania. Molti di questi profughi ebrei sarebbero poi di lì a poco emigrati nel 1920 negli Stati Uniti,
costituendo in quell'anno il 75% di quanti giunsero a Ellis Island e costringendo così gli Stati Uniti ad emanare l'Emergency Immigration Act. Un considerevole numero di casi di apolidia tra gli ex cittadini dell'impero austro-ungarico era determinato anche dal criterio per l'attribuzione della cittadinanza costituito dalla cosiddetta nascita qualificata, presente nei trattati sulle minoranze stipulati dalle potenze alleate con la Cecoslovacchia, la Jugoslavia, la Polonia e la Romania, le cui disposizioni erano tali da prevedere che il diritto alla cittadinanza era riconosciuto a cittadini di nazionalità, a persone di nazionalità austriaca ungherese soltanto nel caso in cui fossero stati in grado di dimostrare anche il domicilio dei loro genitori. Questo sistema abbinava un criterio territoriale a un criterio della discendenza che determinava un aumento considerevole di apolidi perché molto spesso questi individui erano impossibilitati a presentare una documentazione idonea. Per molti di loro poi ci sarebbe stato il passaporto Nansen, che era nato però soprattutto per i profughi provenienti dalla Russia, e questo tema della polidia vado velocemente, rimando l'ultimo pezzo della mia relazione agli atti, questo fenomeno della polidia si sarebbe diciamo ripresentato in maniera massiccia alla fine della Seconda Guerra Mondiale e avrebbe portato qualche anno dopo la fine del conflitto Hannah Arendt a scrivere nelle origini del totalitarismo questa frase che permettetemi di leggere e poi mi fermo: essere spogliati della cittadinanza è come essere spogliati dell'appartenenza al mondo, è come ritornare allo stato selvaggio degli uomini delle caverne o dei barbari. Un uomo che non è altro che un uomo sembra aver perso le qualità che spingevano gli altri a trattarlo come un proprio simile. Essi potrebbero vivere e morire senza lasciare traccia, senza aver contribuito in nulla alla creazione di un mondo comune. Grazie. Ha sforato un po' i tempi, ma noi la ringraziamo per la sobrietà con cui ha esposto. Io ho imparato molto perché è un tema che non conoscevo assolutamente. Allora, adesso diamo la parola a Massimo Bucarelli dell'Università del Salento, dove è nato l'amico Ivone. Vabbè, l'Italia e la questione jugoslava alla fine della Prima Guerra Mondiale. Può cominciare. Grazie, funziona, sì. Allora, l'Italia e la questione jugoslava alla fine della Prima Guerra Mondiale. Nell'affrontare questo tema dovrò tornare su alcune cose che sono state già dette nei precedenti interventi, penso sia stamattina l'intervento del professor Varsori con alcuni accenni a Rapallo, ma soprattutto l'intervento di Francesco Caccamo e in parte anche la lunga introduzione fatta da Monzali sul significato appunto del patto di Londra. Quindi insomma mi perdonerete se sentirete cose in parte già dette, ma è difficile sottrarre insomma delle parti tentando di mantenere il discorso unitario. Nel parlare dell'Italia e della questione jugoslava è inevitabile affrontare anche un tema grande, un macigno, potremmo dire, sia nella storiografia, ma prima che della storiografia italiana e della politica estera italiana, del dibattito pubblico italiano, cioè la questione adriatica. Ovviamente il mio intento non è ripercorrere i negoziati diplomatici, i vari passaggi diplomatici della questione adriatica, anche perché è stato fatto in tanti interventi, in tanti scritti, e in questa occasione, in questa sede, non avrei cose da aggiungere rispetto alle varie ricostruzioni, alle varie fasi della questione adriatica. Tuttavia non posso non delineare un quadro generale, complessivo, di che cosa è stata la questione adriatica, cioè del contenzioso territoriale che ha contrapposto l'Italia al nuovo Stato, la Jugoslavia, che in realtà nasce con il nome composito di Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, un contenzioso territoriale che dà adito ad uno scontro diplomatico
che in sede di conferenza della pace non è tra l'Italia e la Jugoslavia, la delegazione italiana è quella jugoslava, anzi serba, perché gli italiani non riconoscono la Jugoslavia, e il contenzioso, diciamo, lo scontro diplomatico è tra i rappresentanti, Orlando, Sonnino, quindi i rappresentanti del governo italiano, la delegazione italiana, e il presidente americano Wilson. Quali sono i passaggi fondamentali? Prima di tutto sono d'accordo ovviamente con Monzari, il patto di Londra è il documento politico ma anche giuridico fondamentale della politica estera italiana dal 15 a, potremmo dire, fino al 24, cioè all'entrata in vigore del Trattato di Losanna, con cui si concludono tutti i problemi e quindi anche l'applicazione, diciamo, delle varie parti del patto di Londra, e a quello, diciamo, a quel documento si attengono, a quel documento rimangono legati i dirigenti italiani, i governanti italiani. Il patto di Londra, come già stato ricordato, per quanto riguarda, è essenzialmente dedicato al problema adriatico-balcanico, cioè a realizzare il completamento dell'unità nazionale italiana e a garantire la sicurezza e dare anche l'egemonia, no? Una grande occasione per l'Italia per imporre la propria egemonia o comunque realizzare una area di influenza nella zona adriatica, quindi sia sponda italiana che sponda orientale, e più in là anche nella zona balcanica, diciamo almeno fino ai Balcani occidentali. E quindi il patto di Londra prevede una serie di clausole che appunto devono realizzare questi obiettivi: completamento dell'unità nazionale e sicurezza strategica. Alla conferenza della pace l'Italia arriva alla conferenza della pace con una posizione che è stata, diciamo, sintetizzata, anche se un po' impropriamente, però grosso modo una posizione che è il patto di Londra più Fiume, perché Fiume non era prevista, no, nelle acquisizioni del patto di Londra, ma diciamo, la delegazione italiana va là con queste richieste, il memorandum Barzilai, che poi in realtà era stato redatto da Salata, comunque la delegazione italiana va a Parigi con queste richieste, con l'idea di presentare le richieste, diciamo un massimo di richieste su cui poi eventualmente fare una transazione. Ovviamente poi Sonnino aveva in mente, diciamo, una transazione piuttosto limitata, perché si limitava a rinunciare all'entroterra della fascia centrale della Dalmazia. Comunque l'idea è di andare, patto di Londra più Fiume, per poi fare delle rinunce e riuscire ad avere, insomma, sicuramente l'Istria e eventualmente anche Fiume, più una sistemazione che poteva garantire la sicurezza nell'Adriatico orientale. Di fronte alla posizione italiana c'è la posizione jugoslava, che è massimalista, altrettanto dell'Italia, forse anche di più, perché gli jugoslavi rivendicano tutta la Dalmazia, tutta l'Istria, Trieste fino a Gorizia. Quindi, diciamo, è una posizione in aperto contrasto con quella italiana, quindi la distanza è enorme. In mezzo c'è la mediazione di Wilson, che però è più favorevole, diciamo, alla posizione jugoslava, perché Wilson, nella famosa linea Wilson, o le varie, insomma, proposte poi elaborate da Wilson, insomma, nega all'Italia l'Istria orientale, la Dalmazia, ed è assolutamente contrario, in tutte le fasi della conferenza pace Parigi, assolutamente contrario a che l'Italia metta piede sulla costa orientale dell'Adriatico. Le richieste di Wilson, richieste italiane, sono considerate da Wilson in realtà il risultato di una vecchia politica di potenza, che adesso, con il nuovo sistema internazionale, il nuovo ordine, potremmo dire, mondiale che aveva in mente, con la sicurezza collettiva, la società delle nazioni, non aveva più senso chiedere. Lo scontro, come sappiamo, è inevitabile tra delegazione italiana e Wilson, è inevitabile, insomma, visto la distanza delle posizioni, è abbastanza inevitabile, e si arriva alla settimana di passione adriatica, e quindi poi in realtà, anche se poi ci saranno successivi tentativi di compromesso, come il piano Tardieu, il compromesso Nitti, eccetera, in realtà la conferenza della pace si conclude senza aver risolto il problema dei confini orientali e marittimi, diciamo, i confini adriatici dell'Italia, che saranno risolti al di fuori della conferenza, un negoziato bilaterale tra l'Italia e la Jugoslavia, che porterà poi al trattato di Rapallo. Il trattato di Rapallo, se lo leviamo dal contesto, cioè da quello che è accaduto prima, e quindi dai rapporti guastati, dalle polemiche, dal dibattito pubblico interno in Italia, in Jugoslavia, eccetera, il trattato di Rapallo dal punto di vista italiano, come è stato osservato stamattina da Varsori, il trattato di Rapallo
può essere considerato un successo, è il risultato di una buona politica, un buon compromesso che garantisce all'Italia completamente l'unità nazionale, la sicurezza strategica, comunque la displuviale alpina fino al Monte Nevoso, difende l'italianità di Zara, dà 4 isole della Dalmazia considerate importanti, all'Italia ovviamente, considerate importanti per la difesa dell'Adriatico, e quindi può essere considerato un successo. Tuttavia arriva molto tardi, arriva al di fuori della conferenza della pace di Parigi, arriva dopo un periodo lungo, prolungato di polemiche, quindi in realtà con il Trattato di Rapallo trionfano un po' le proposte dell'interventismo democratico, ma l'interventismo democratico nel 1920 è spazzato via praticamente. Quindi, diciamo, il mio intento, sperando di avere sufficiente tempo per realizzarlo, è di spiegare come mai ci si arriva così tardi a questo compromesso che, ripeto, facendo un'astrazione può essere considerata una buona politica, ma così non viene poi recepita all'interno dell'Italia. Il governo Giolitti-Sforza, che cade poi giugno-luglio del 1921, quando entra in crisi mentre c'è un dibattito parlamentare proprio sull'applicazione del Trattato di Rapallo, sulla famosa lettera di Sforza in cui concedeva l'uso di una parte del porto di Fiume agli jugoslavi. Quindi in realtà Parlamento, opinione pubblica considera Rapallo come una sconfitta, non come un buon successo della politica estera italiana. Quindi il tentativo è di spiegare, insomma, di dire qualcosa, più che di spiegare, dire qualcosa su come mai si arriva tardivamente a questo compromesso, e questo compromesso poi in realtà non dà i frutti sperati dal punto di vista della politica italiana in Adriatico, nei Balcani, e quindi in questa parte, in questo quadrante così importante e sensibile per gli interessi italiani. Allora, il governo italiano alla vigilia della conferenza della pace di Parigi è consapevole delle difficoltà che dovrà affrontare per realizzare il patto di Londra, o comunque per realizzare le aspirazioni italiane. È già stato ricordato, mi pare da Monzari, il Consiglio dei Ministri 15-16 dicembre 1918, noi conosciamo ciò che è stato approvato, ciò che è stato detto con il Consiglio dei Ministri dalle carte Colosimo, dallo studio poi fatto da Pastorelli sulle carte Colosimo quindi ministro, già stato ricordato, un ministro delle colonie. Durante questa riunione del Consiglio dei Ministri si stabilisce quale doveva essere la posizione da portare alla conferenza della pace e si individuano 3 ostacoli per realizzare le aspirazioni italiane, 3 scogli, questa è la citazione, no? Sono 3 scogli: gli alleati, Wilson e gli jugoslavi. Non mi soffermo sugli alleati e su Wilson perché in parte sono cose già state dette, forse saranno dette anche nei successivi interventi. Su Wilson anche è stato in parte ricordato, e comunque insomma non mi porterebbe via troppo tempo, quindi il mio obiettivo è concentrarmi sullo scoglio jugoslavo, perché la Jugoslavia è considerato uno scoglio che si dimostra insuperabile per tutti i mesi successivi, della conferenza della pace, tant'è vero che poi il problema sarà risolto molto tempo dopo, cioè nel 12 novembre 1920, Trattato di Rapallo. La prima risposta ovviamente perché gli jugoslavi contavano sul sostegno di Wilson, però il problema non è soltanto un problema, almeno dal mio punto di vista, non è solo un problema di negoziato diplomatico, e quindi di posizioni, con gli jugoslavi che hanno un forte sponsor in Wilson che li difende e che quindi fa fallire tutte le proposte e i compromessi che in qualche modo possano dare all'Italia un punto d'appoggio nell'Adriatico orientale. E il problema è che i rapporti tra Italia e Jugoslavia si erano incancreniti, si erano guastati nel periodo di guerra. C'era una profonda crisi di fiducia tra l'Italia e la nuova classe dirigente jugoslava, e la crisi di fiducia era il risultato da quello che era accaduto nel corso della guerra, di quello che è accaduto alla fine della guerra, nell'autunno del 1918, nell'applicazione delle clausole dell'armistizio. Tutto questo porta, che tra poco vedremo insomma brevemente, tutto questo porta l'Italia ad essere considerata una minaccia mortale dagli jugoslavi, e la Jugoslavia un ostacolo pericoloso alle aspirazioni italiane. Cito una frase appunto dal volume di Francesco dell'Italia Nuova Europa: la Jugoslavia è considerata con senso di autentico fastidio e rigetto da parte della classe dirigente italiana, ma aggiungo
pongo io anche da parte dell'opinione pubblica italiana, e come mai si arriva a questa situazione appunto alla fine della guerra, quindi autunno 1918 e alla vigilia dell'apertura della conferenza della pace? Perché i rapporti si erano guastati e si erano incancreniti, no? Senza soluzione ai problemi, i rapporti sono poi incancreniti. Ora, non c'è tempo per ripercorrere tutti i passaggi, fisserò solo alcuni punti. Prima di tutto partiamo dall'estate del 14, la neutralità italiana. La neutralità italiana è all'inizio una neutralità in cui si prevede un negoziato con l'Austria-Ungheria e quindi eventualmente si favorisce la vittoria dell'Austria-Ungheria se l'Austria-Ungheria ci concede quello che vogliamo, cioè, no, nel Trento, Trieste, eccetera. Dipende poi dalle formule, dai tempi, eccetera, però dal punto di vista serbo, dal punto di vista, diciamo, della popolazione delle province asburgiche, in realtà l'Italia è dalla parte dell'Austria-Ungheria, è neutrale, però in realtà, insomma, è una neutralità attendista in cui vede, no, se dall'Austria riesce a ottenere concessioni. L'Austria, come sappiamo, non è disposta a fare queste concessioni, quindi l'Italia inizia un negoziato con l'intesa che lo porterà quindi ad andare dall'altra parte, abbandonare i vecchi alleati della Triplice Alleanza, a passare dalla parte dell'intesa con il patto di Londra. I negoziati segretissimi, ma in realtà poi a conoscenza, insomma, da parte degli jugoslavi, quindi negoziati con l'intesa e poi il patto di Londra, vengono osteggiati da governo serbo e dagli esuli jugoslavi, cioè da rappresentanti, una parte dei leader politici delle popolazioni jugoslave, quindi slovene, croate e serbe, dei territori austro-ungarici. Tant'è vero che si crea, no, un comitato jugoslavo che vuole l'indipendenza, cioè la separazione delle province jugoslave dell'impero austro-ungarico, e vuole, no, la difesa di quei territori, e questa difesa contro chi va esercitata contro le aspirazioni italiane. Obiettivo del comitato jugoslavo, degli esuli jugoslavi prima, del comitato jugoslavo poi, è quella di contenere, diciamo, di limitare le concessioni fatte all'Italia, eventualmente il patto di Londra, una volta approvato il patto di Londra, di rivederlo, di modificarlo. Quindi, no, momento critico, insomma, l'Italia rappresenta per la Jugoslavia una minaccia, no? Per la Jugoslavia intesa sia come regno di Serbia, sia come rappresentanti delle popolazioni jugoslave dell'impero austro-ungarico. Ci sono varie fasi, vari passaggi critici che però, diciamo, non cito, non approfondiamo. Arriviamo all'autunno del 1918, armistizio con l'Austria. L'Italia occupa i territori in Istria, in Dalmazia, eccetera, e occupa anche Fiume in applicazione delle clausole dell'armistizio, e sono esattamente i territori del patto di Londra più Fiume. Quindi dal punto di vista del nascente Stato jugoslavio, l'Italia è pronta a realizzare il fatto compiuto, cioè quello che chiederà la conferenza della pace in realtà già lo controlla militarmente, e questo fa precipitare i negoziati per la nascita del regno dei serbi, croati e sloveni. Ovviamente la nascita della Jugoslavia è il risultato di un lungo processo storico che parte dall'illirismo, dal risveglio delle nazionalità oppresse nel corso dell'Ottocento, eccetera, eccetera, però in realtà nei tempi e nei modi in cui si realizza la nascita, la formazione del regno dei serbi, croati e sloveni, è fondamentale il fattore italiano, è fondamentale la minaccia che rappresenta l'Italia all'integrità territoriale, all'unità nazionale di sloveni, croati e anche agli interessi serbi, diciamo, nell'Adriatico meridionale e in Albania. E questo fa da collante. La Jugoslavia nasce il 1° dicembre 1918 e nasce con una richiesta che i rappresentanti degli sloveni, dei croati e dei serbi dell'ex impero austro-ungarico, che nel frattempo, come è stato ricordato prima, è caduto, quindi i rappresentanti, diciamo, delle popolazioni jugoslave dell'ex impero austro-ungarico fanno al principe Alessandro Karađorđević, reggente di Serbia e futuro primo re della Jugoslavia, una richiesta che fanno di difesa contro la minaccia italiana. Quindi il senso è: noi cediamo, ti consegniamo la sovranità sulla Slovenia, sulla Croazia e sulla Bosnia-Erzegovina, cioè sulle province ex austro-ungariche, province jugoslave ex austro-ungariche, in cambio della difesa dei nostri interessi nazionali. Questo è
il senso, no? Se, diciamo, c'è un appello che viene fatto e una risposta di Alessandro Karageorgievich che va incontro alle richieste. Dice il patto di Londra, proprio lo dice nella dichiarazione ufficiale, il patto di Londra per noi non esiste, e quindi prendo l'impegno a difendere l'unità nazionale jugoslava, cioè l'unità della nazione jugoslava, che è una nazione composita, ci sono gli sloveni, i serbi e i croati, ma siamo una nazione unitaria, abbiamo i nostri interessi e l'impegno a difendere, no, gli interessi di tutti e tre i gruppi costitutivi della Jugoslavia, e la difesa è contro l'Italia, evidentemente. E siamo all'autunno 1918 e l'occupazione militare in virtù dell'applicazione delle clausole di armistizio dà vita a una serie di incidenti, numerosi incidenti locali, quindi diciamo è un rapporto che si incancrenisce non soltanto a livello di classi dirigenti, ma anche di opinione pubblica. Quindi per questo la Jugoslavia rappresenta uno scoglio. Quindi il problema non è solo il negoziato diplomatico, no, in sede di conferenza della pace, ma è un problema più profondo che riguarda la convivenza tra la nazione italiana e la nuova nazione jugoslava, cioè qual è il limite, no? Il limite etnico, territoriale, politico tra queste, no, tra nazioni, diciamo l'Italia relativamente giovane e la Jugoslavia ancora, no, giovanissima, che si sta formando, e quindi è un problema, diciamo, più profondo. Di fronte a questo problema, quindi di fronte allo scoglio jugoslavo, la classe dirigente italiana quale strategia, quindi a partire dal dicembre 18, gennaio 1919, qual è la strategia della classe dirigente italiana? È una strategia anti-jugoslava. Non riconoscimento, e questo sempre, diciamo, è già stato scritto da Francesco nel suo libro, diciamo, non riconoscimento della Jugoslavia, e quindi i rappresentanti italiani si riferivano alla delegazione serba, e il rappresentante italiano a Belgrado era rappresentante presso il Regno di Serbia, quindi non riconoscimento della Jugoslavia, perché nel frattempo c'era stata anche l'annessione o unione, dipende dai punti di vista, del Montenegro alla Serbia e alla Jugoslavia, e l'Italia non riconosceva ovviamente la fine, all'epoca la fine dell'indipendenza del Montenegro, quindi non riconoscimento, delegittimazione della delegazione jugoslava a Parigi, ma anche un'azione a favore dei movimenti antiserbi, anti-jugoslavi, perché la creazione di Jugoslavia alla fine è un'operazione di vertice che però non è sentita da tutti allo stesso modo all'interno delle regioni ex austro-ungariche, cioè una parte della popolazione croata, quella che si riconosce nel partito contadino croato di Radic, che è il partito maggioritario, non è contentissima dell'unione alla Serbia così come si sta realizzando, cioè come un allargamento della Serbia e non la creazione di qualcosa di nuovo. Non è uno Stato federale, è uno Stato che fa capo a Belgrado, il re è serbo, lo Stato maggiore nelle mani dei serbi, i maggiori partiti politici di governo sono serbi, quindi è un ampliamento della Serbia sulle regioni ex austro-ungariche. Quindi un'azione, ma non è un'azione di intelligence come se ne sono sempre fatte, eccetera. C'è l'approvazione da parte delle massime autorità, c'è il piano Badoglio, che non è Badoglio, ma Badoglio era il destinatario del piano fatto da Cesare Finzi, però poi da Badoglio, che era all'epoca, inizio 19, il sottocapo dello Stato Maggiore di Diaz, poi dopo pochi mesi diventerà il capo di Stato Maggiore, quindi insomma vertice tecnico delle forze armate, Badoglio approva, no, questa proposta e la fa arrivare a Sonnino, il quale approva la raccolta di firme, di petizioni dei croati per protestare contro l'unità jugoslava. Sonnino approva l'idea di portare Radic come rappresentante della nazione croata a Parigi per delegittimare ovviamente la delegazione jugoslava, che non poteva parlare per i croati, che se uno riconosce le ragioni di Radic non può poi negoziare con una delegazione che si chiama jugoslava, che vuole parlare per la Serbia. Ultimo punto, mi avvio alla conclusione, ultimo punto di questa strategia anti-jugoslava è
l'accerchiamento, no? Le manovre di accerchiamento, quindi grande attenzione alle controversie territoriali tra la Jugoslavia e gli altri paesi confinanti, la Jugoslavia e l'Ungheria, la Jugoslavia e la Romania, la Jugoslavia e la Bulgaria, grande attenzione e anche tentativo di favorire delle soluzioni a vantaggio dell'Ungheria, della Romania, della Bulgaria. Ovviamente nel caso della Bulgaria non si poteva cambiare, essendo paese sconfitto, molto il confine, ma dare un po' di autonomia, garantire autonomia alla Macedonia e quindi indebolire essenzialmente la presa serba sulla regione macedone. Queste sono tutte politiche che poi saranno poi, no, riprese tali e quali dai successivi governi dell'epoca fascista. Mussolini quindi non si inventa qualcosa di nuovo, ma erano manovre, diciamo, una strategia anti-jugoslava già messa in campo dagli ultimi governi dell'Italia liberale. Tutte queste manovre non danno i risultati, perché alla conferenza della pace di Parigi il problema dei confini tra l'Italia e la Jugoslavia rimangono irrisolti. In più creano dei problemi anche con i rapporti con gli alleati e con gli Stati Uniti, e per cui si arriva, concludiamo, si arriva a Rapallo. 30 secondi, posso? No, non posso. Ah, sì, concludiamo. No, okay. Si arriva a Rapallo, e Rapallo, reso possibile dall'isolamento della Jugoslavia, l'uscita di scena di Wilson, principale, diciamo, protettore e sostenitore della causa jugoslava, dalle debolezze interne della Jugoslavia, che devono quindi chiudere il contenzioso dell'Italia per dedicarsi, insomma, a costruire lo Stato internamente, ma anche dalla svolta politica, una sorta di svolta politica interna italiana, perché si mette da parte l'attuazione delle strategie anti-jugoslave, ma si inizia a considerare la Jugoslavia come un possibile partner, cioè viene fuori l'idea del compromesso, no? Quindi diciamo il sostegno a movimenti separatisti, eccetera, viene meno, che poi era stato portato avanti anche da D'Annunzio, eccetera. D'Annunzio viene più o meno sconfessato, c'è il riconoscimento della Jugoslavia, e la Jugoslavia inizia a essere vista come un partner per garantire, diciamo, gli interessi strategici, politici, economici dell'Italia in questa parte d'Europa, e quindi, diciamo, Rapallo è reso possibile anche dal cambiamento di strategia della politica italiana. Ti ringrazio. Grazie a voi. Molto, anche per la chiarezza con cui hai svolto un tema difficile, insomma, e controverso anche, almeno dal mio punto di vista. Adesso ci divertiremo con l'inglese parlato da un francese, penso. Frédéric Desberg. Esatto. French Policy and Italy in Central Europe. Ha la parola. I would like first to thank the organization, the Instituto Veneto, particularly Professor Vasari, for the invitation to come. And I would like to apologize because I don't speak Italian, and I prepared my paper in English, and as is it allowed, I will continue in French. I'll follow tradition of this morning. So there you can find a PowerPoint presentation written in a basic English, so I think it can help. Donc, mon sujet concerne la politique française et l'Italie en Europe centrale, et les aspects à la fois de coopération et de rivalité qui se sont posés entre ces deux alliés. Lors des négociations de la conférence de paix, le gouvernement de Clémenceau, et ça a été exposé ce matin par le professeur Soutou, a des impératifs, et en particulier un impératif à
à respecter, c'est celui de la sécurité du territoire français par donc les moyens qui ont été dits ce matin et que je résume. C'est en particulier réduire le pouvoir militaire, politique et économique de l'Allemagne, en utilisant notamment l'extension donc des alliances du temps de guerre avec les pays de l'entente et en construisant une barrière de l'Est, barrière orientale, qui concerne les pays que vous voyez sur cette carte colorée en couleur claire, compris entre l'espace allemand et la Russie. Alors, depuis la fin de 1917, c'est-à-dire depuis que les Français mettent en avant le principe des nationalités qu'ils avaient un peu laissé de côté au moment de l'alliance franco-russe, et je renvoie ici aux nombreux travaux de Georges-Henri Soutou sur ce sujet-là, à partir de la fin de 1917, le Quai d'Orsay, le gouvernement français, mettent justement en avant, adopte l'idée de remplacer l'ancien allié russe par justement ces États successeurs de l'Empire. Ce sont les 4 piliers principaux que constituent la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Roumanie et le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, future Yougoslavie. Or, comme cette alliance de temps de guerre ne peut pas continuer à cause de l'absence de traité de garantie avec les États-Unis et la Grande-Bretagne, Paris doit faire avec ces États successeurs des empires qui sont sortis de la guerre comme des alliés, il faut le rappeler, et comme des victorieux, des États victorieux, États vainqueurs du côté de l'entente. Cette politique française doit s'appuyer sur une projection de l'influence française en Europe centrale, visant à remplacer l'influence allemande grâce à un réseau d'alliances qui vont devenir des alliances à caractère militaire et en s'appuyant aussi sur les comités nationaux, parfois en exil, comme celui de Pologne, dont vous voyez la représentation, et en même temps sur des contingents militaires formés en France dans la Grande Guerre. Je pense en particulier donc à la Pologne et à la Tchécoslovaquie. Cela suppose aussi une coopération réelle avec les alliés de temps de guerre, parmi lesquels l'Italie, bien sûr, figure. Alors, l'Italie, certes, elle est marginalisée pendant les négociations de la paix pour les raisons que l'on a vues aujourd'hui, en particulier à cause de l'affaire de Fiume, mais l'Italie demeure déterminée à apparaître comme une puissance qui compte. C'est pourquoi elle a bien l'intention d'exercer son influence en Europe centrale, de rivaliser avec la politique française, et on peut considérer que à partir du moment où, en avril 1918, a eu lieu à Rome le premier congrès des nationalités opprimées, comme on l'appelait, de l'Autriche-Hongrie, l'Italie se trouve finalement impliquée dans les affaires d'Europe centrale et pourra être en compétition avec la France. Alors, l'exemple le plus connu de ces tensions franco-italiennes, c'est bien sûr le cas de Fiume, mais bien sûr, cela ne se résume pas à cela. Les questions d'Europe centrale, à mon sens, sont très, très importantes, et donc cette communication a pour objectif, justement, d'essayer d'en montrer la complexité pour la période très courte des négociations du traité de paix et surtout la courte période de l'application de ces traités à travers plusieurs cas dans lesquels je privilégierai finalement des situations plus militaires que diplomatiques afin déjà de montrer que les deux sont liés, bien sûr, et de montrer également que c'est sur le terrain que finalement les difficultés se rencontrent. Alors,
Je serai très bref, car nous en avons parlé de l'endroit, finalement, où vont se rencontrer les difficultés entre une France obsédée par le problème, par la présence allemande et les soucis adriatiques de l'Italie. Le dossier des Balkans a vraiment divisé la France et l'Italie. Clémenceau est assez réticent à reconnaître une position égale à Rome par rapport aux autres alliés, et la question de Fiume a causé beaucoup un désagrément tel que, comme vous le savez, Orlando a quitté la table des négociations, et c'est ce qui a focalisé aussi, il faut bien le dire, l'attention des historiens, en particulier des historiens français, même si une historiographie récente eh bien, apporte de nouveaux éléments. Je pense en particulier à des étudiants de Georges-Henri Soutou, comme Frédéric Lemoal, qui a travaillé les questions de cette rivalité-là. Et je pense aussi, pour l'espace danubien, à la thèse de Madame Nardelli-Malgrand, sur laquelle je reviendrai un petit peu. Alors, l'enjeu de Fiume, l'enjeu franco-italien bien sûr, est sensible à partir du moment où le général Franchet-Desprez, c'est-à-dire le chef des armées d'Orient, a voulu instituer une base à Fiume qui serait destinée à ravitailler les troupes et à accueillir également un détachement franco-serbe, un détachement militaire franco-serbe. Alors, cette position a provoqué un très fort ressentiment en Italie contre la France, très perceptible dans l'opinion publique. Des désaccords sont apparus à Fiume et même entre militaires français et italiens, entre le général Tranier qui commande cette base franco-serbe, enfin ce détachement franco-serbe dans la base, et le général Grazioli, chef de l'armée alliée d'occupation, et qui va prendre la succession de Franchet-Desprez. Mais je voudrais peut-être insister au moment où ont lieu les négociations à Paris, qui montre une opposition forte entre Orlando et Wilson, sur la position de Clémenceau. Clémenceau qui s'efforce de montrer une attitude dans les conversations, une attitude très, très neutre. Il essaie de finalement ne pas vexer une partie ou l'autre, mais il faut savoir que, bien sûr, il doit aussi satisfaire l'allié serbe de temps de guerre. La Serbie devient la Yougoslavie. Il a envoyé une mission d'information dirigée par le général Georges Humbert, mission d'information sur la côte adriatique, alors à Fiume, mais pas seulement, aussi dans les principaux ports de Dalmatie, au Monténégro, en Albanie. Et le général Humbert a rédigé un rapport qu'il a adressé au début du mois de juin donc à Paris. Dans ce rapport, sa principale cible, c'est la politique de Rome, spécialement au Monténégro et en Albanie. J'ajouterai que ce rapport très accusateur fait un constat qui est largement partagé par les militaires français à cette époque-là. Et bien sûr, la visite sous couvert d'inspection des troupes de ce général est bien perçue en Italie comme un acte véritablement inamical entre alliés. Alors ce rapport n'a pas changé grand-chose à la situation. Quelques jours plus tôt, à la fin du mois de mai, André Tardieu a soumis un projet sur l'internationalisation de Fiume pour une durée de 15 ans avant l'organisation d'un plébiscite. Mais ce que peuvent reprocher les Italiens, tel que ça apparaît en tout cas dans les archives françaises, c'est de ne pas avoir fait jouer une solidarité latine, entre guillemets, contre les anglo-saxons. Néanmoins, et comme ça a été dit aujourd'hui également, l'affaire va se résoudre avec un rapprochement politique, tout simplement, possible avec le gouvernement Giolitti.
avec le traité de Rapallo de 1920, dont la signature est précédée, il faut bien le dire, de pression amicale faite par la France sur Belgrade afin de trouver un accord avec l'Italie. Et donc Giolitti avait rencontré Alexandre Millerand, président du Conseil français, peu de temps avant. Donc cette affaire de Fiume montre bien que des tensions apparaissent sur le terrain, et on en parle beaucoup dans la presse. La France doit soutenir de toute façon ses alliés d'Europe centrale. Néanmoins, il est impossible de faire sans l'Italie au point de vue diplomatique. Et c'est ce que montrent également diverses affaires sur lesquelles je vais aller très vite, déjà sur l'approche globale que peuvent faire les différentes puissances sur la question de la paix en Europe. Sur la question de la paix en Europe, on verra une France déterminée à une application stricte des traités, pendant que l'Italie, un peu comme la Grande-Bretagne, favorisera la conciliation. C'est un reproche qui est fait par la diplomatie française, par exemple, à propos de la Russie. L'Italie ne s'est pas véritablement impliquée dans les expéditions franco-britanniques, a renoncé à une mission dans le Caucase au moment du gouvernement Nitti. Et les Français soupçonnent à l'époque de la guerre polono-russe, au printemps 1920, c'est-à-dire à une époque où la France soutient véritablement la Pologne, mais sans trop le montrer, car elle ne veut pas se fâcher avec l'Angleterre, ça c'est un élément important, on voit finalement la diplomatie française reprocher les conseils qu'adressent Londres et Rome aux voisins de la Russie, pour conclure une paix avec elle. Alors ça, c'est quelque chose que ne font pas les Français. Les Français, encore une fois, vont soutenir la Pologne, même si, il faut bien le dire, dans les milieux militaires français, beaucoup plus que dans les milieux diplomatiques, en 1920, avant la bataille de la Vistule d'août 1920, les militaires français sont beaucoup plus prudents. En ce qui concerne l'Autriche et la Hongrie, très rapidement, eh bien, lors des négociations, lorsque le traité n'est pas encore signé, l'Italie donc entend bien pouvoir disposer du Haute-Adige ou du sud Tyrol, pendant que les Français, eux, ça a été dit tout à l'heure, sont véritablement accrochés à l'idée de l'interdiction d'une union entre l'Allemagne et l'Autriche, de l'Anschluss. À ce moment-là, les Français peuvent reprocher aux Italiens de ne pas tenir fermement à l'interdiction de l'Anschluss. À partir du moment où l'Italie ne tient pas strictement sur ce point-là, et où également l'Italie est réticente à la formation d'un ensemble, d'une confédération danubienne incluant l'Autriche, les Français ont vite fait de considérer l'Italie comme proche de la position allemande. Ça, c'est une accusation que l'on retrouve beaucoup dans les notes diplomatiques françaises. J'ajouterai qu'au moment où se crée la petite entente entre donc, la Tchécoslovaquie, la Roumanie et la Yougoslavie, où donc entente formée contre le révisionnisme hongrois, où les diplomates anglais et italiens suggèrent des modifications de frontières au détriment, par exemple, de la Roumanie, comme vous le voyez sur cette carte, les Français, là encore, s'insurgent contre les positions italiennes et
commencent à réfléchir. C'est par exemple le cas des militaires, des diplomates français en poste à Rome, à utiliser la petite entente comme moyen de pression sur l'Italie. Le temps me manque pour faire des citations, mais on voit bien qu'il y a une concurrence franco-italienne sur la manière de se servir de la petite entente. Rome voulant exercer une pression afin que la petite entente ne soit pas trop sévère envers la Hongrie, et Paris voulant accentuer son influence. J'en arrive à mon troisième point sur 4, et qui va montrer que sur le terrain, en Europe centrale, donc un peu plus au nord, nous sommes ici dans la Haute-Silésie, qui, comme on l'a vu ce matin, fait l'objet d'un plébiscite devant déterminer si la région, en fonction du vote de la population, va appartenir à l'Allemagne ou à la Pologne. Eh bien, à ce moment-là, il existe une réelle coopération sur 2 points, diplomatique et militaire. Diplomatique, nous le verrons parce que l'affaire sera traitée à Genève. Militaire également, parce que est envoyé en même temps qu'une commission de plébiscite dirigée par un général français, le général Leron, et avec 2 adjoints que vous voyez ici, donc le général britannique, ou colonel je crois, général britannique Percival, et le général italien de Marinis. Alors, cette photo semble montrer une proximité et des relations très proches, voire amicales, entre les 3 généraux. Dans la réalité des faits, il existe de fortes récriminations entre le britannique et l'italien contre le français, notamment des accusations d'impartialité. Une force d'interposition, force militaire d'un modèle tout nouveau, impliquant, vous voyez ici l'état des forces, j'ai commis une erreur, ce ne sont pas 18 000 Français, mais 10 000 Français, des troupes italiennes et des Britanniques sont là pour assurer la sécurité du plébiscite qui a lieu en avril 1921 et pour séparer les populations qui se battent dans une véritable guerre. Et l'enjeu de la Haute-Silésie, attribution du territoire et surtout du bassin minier de Haute-Silésie, est crucial pour la paix en Europe centrale, qui n'existe pas à cette époque-là, et pour la paix en Europe d'une manière générale. Le général de Marinis soutient l'idée générale d'un partage, alors que les Français veulent, eux, une attribution à la Pologne. C'est en tout cas ce qui oppose les deux dans les conversations diplomatiques. Je passe sur le fait que des soulèvements allemands et polonais ont lieu, que les forces d'interposition au milieu subissent donc une pression, et les Italiens sont ceux qui payent le plus lourd tribut en perdant, par exemple, une vingtaine d'hommes dans des combats. Donc on voit une véritable coopération militaire. Quand la France demande des renforts, l'Italie le fait. En revanche, pour ce qui est de la solution à apporter, les Français et les Italiens ne sont pas d'accord. Le ministre des Affaires étrangères, je vais activer, le ministre des Affaires étrangères italien Carlo Sforza est à la fois proche de la ligne britannique dans la mesure où il souhaite un partage du bassin minier, mais en même temps proche des positions françaises dans la mesure où le projet qu'il a, la ligne, ce qu'on appelle la ligne Sforza, et c'est ce qui en gros va être appliqué, fait un partage qui profite finalement à la partie aux Polonais. Et donc,
Bien sûr, c'est décevant pour les Français, mais les Français sont étonnés à ce moment-là de ne pas pouvoir influencer davantage les Italiens dans leur sens, alors que les Italiens mènent une politique finalement assez autonome en se voulant une force de paix, finalement. C'est en tout cas le but de Sforza. Tout dernier point pour terminer, il me reste combien de 3 minutes? J'ai fini. Ok, 3 minutes. 3 minutes pour terminer avec le dernier point qui concerne les missions militaires françaises. Et j'aurais peut-être dû commencer par là parce que c'est effectivement quelque chose d'important. Ça a été dit ce matin. Ces missions militaires françaises et italiennes que l'on va trouver, je citerai seulement le cas de la Pologne et de la Tchécoslovaquie, de manière très brève, sont faites pour favoriser une influence globale de chaque pays. La mission militaire française dirigée par le général Henrys est là pour former l'armée polonaise, pour former les officiers polonais, pour apporter également une aide matérielle, une alliance va être conclue, mais également pour tout simplement augmenter l'influence de la France et en particulier l'influence industrielle, militaire. Il s'agit aussi de vendre du matériel. Et pour ne retenir qu'un point sur cette rivalité franco-italienne, la mission italienne a la possibilité de vendre du matériel, en particulier dans l'aéronautique, où les Italiens sont très avancés, et le général français pose un veto, enfin force les Polonais finalement à refuser ces contrats, ce qui montre une position de force de la France, position de force également de la France qui est l'allié, hein, qui soutient également pendant la guerre de 1920, position de force également pour, et encore plus d'ailleurs pour la France en Tchécoslovaquie, où, malgré la présence d'une mission italienne commandée par le général Piccione, et Piccione chargé également de défendre la Slovaquie au moment de la guerre contre les Hongrois, non seulement la mission française va remplacer la mission italienne en termes d'influence du fait du choix politique du président Masaryk et du ministre des Affaires étrangères Beneš, mais en plus, les Italiens vont jouer le mauvais rôle. Ils vont être, les militaires italiens qui commandent l'armée tchécoslovaque vont être accusés, et en particulier par le général Pellé, de ne pas se soumettre à l'autorité française. Foch est, après tout, le généralissime, et d'être inefficace contre les Hongrois. Et l'affaire va se régler avec les Français, pas par une victoire militaire contre les Hongrois, mais par des accords visant à l'évacuation de ces Hongrois. Voilà, je conclurai, je vous laisserai donc lire, et donc je vais me passer de commenter ma conclusion, sinon pour dire que la France doit accepter finalement la présence de l'Italie comme puissance européenne en Europe centrale, et que ce n'est qu'un début, car de manière plus brutale, cela va se faire à partir de 1922, surtout de 1924-1925, avec des coups de force italiens à l'époque de Mussolini. Je n'ai pas abordé certains sujets comme la Roumanie, très important, dont vous avez parlé tout à l'heure, mais effectivement, ça concerne aussi beaucoup cette période des années 20 et des années 30, pendant laquelle l'influence italienne va augmenter dans la région et où l'influence française va diminuer. Merci pour votre attention. Ringraziamo vivamente il professor Desberg per la sua relazione data, e chiamo alla mia sinistra il professor Roberto Pertici dell'Università di Bergamo, il quale tratterà il tema la pace giudicata. Jacques Benviglia. Buonasera. Dunque, io cercherò con questo mio intervento rispetto ai precedenti, di spostare un po', diciamo così, l'oggetto dalle questioni strettamente diplomatiche a
la ricezione, diciamo, dei trattati del 1919 nell'opinione pubblica. E quindi nella discussione di opinione pubblica, in una politica che ormai diventava di massa, ovviamente intorno a questi trattati passioni che scatenarono furono di vario tipo. Ne abbiamo già sentito a proposito dell'Austria. Abbiamo nella nostra storiografia un vecchio libro del 1940, niente di meno, curato da Carlo Morandi, che appunto si intitolava La critica a Versailles. Era un esame fatto con grande informazione da parte di un certo numero di studiosi molto informati su come i trattati del 19 e soprattutto quello di Versailles furono recepiti nelle opinioni pubbliche europee dei vari paesi, dalla Gran Bretagna alla Spagna, alla Francia, poi fino alle repubbliche baltiche, eccetera, eccetera. Dà il senso, sia pure a distanza era chiaramente scritto in un contesto particolare, stampato alla fine di dicembre del 1940, ma dà il senso, perché questi erano personaggi molto informati, di quello che appunto del dibattito pubblico che questi trattati suscitarono in tutta Europa. Cercherò di però, come dire, concentrarmi soprattutto su una delle voci che si levò nel 1920 a proposito di questi trattati, appunto lo storico, il giornalista francese Jacques Bainville. Devo dire che quando io ho un interesse personale per Bainville, di cui non è inutile che io vi stia a fare la storia, quando proposi a Pierluigi Ballini di parlarne non presupponevo di doverlo fare davanti al professor Soutou, che è uno dei massimi specialisti sull'argomento, ma come si suol dire gli esami non finiscono mai. E quindi mi faccio coraggio e incedo per ignes, come si dice appunto nel vecchio latino. Il 18 novembre del 1920, sul quotidiano del nazionalismo integrale l'Action Française, un articolo di Léon Daudet, che era uno dei due direttori, annunciava la pubblicazione del nuovo libro di Jacques Bainville, che d'altronde del quotidiano l'Action Française era uno dei più autorevoli collaboratori. L'editore era la Nouvelle Librairie Nationale, che era la casa editrice dell'Action Française. Il titolo, Les conséquences politiques de la paix, e si trattava di un titolo chiaramente provocatorio, perché correggeva significativamente il titolo del famoso pamphlet di John Maynard Keynes, pubblicato in Gran Bretagna alla fine del 1919, ma tradotto subito anche in Francia nella primavera del 1920 nelle edizioni della Nouvelle Revue Française. La traduzione era di Paul Frank. Bainville l'aveva recensito subito, il libro, ancora sull'Action Française, francese, il 17 giugno del 1920, Le Livre de Keynes, e è poi sostanzialmente questo articolo riportato nel primo capitolo del libro pubblicato poi. Come è noto, Keynes aveva letto criticamente i lavori della conferenza. Clemenceau, Lloyd George e lo stesso Wilson, dice, distanti in tutto, si erano mostrati concordi nel ridurre i problemi del dopoguerra a un mero fatto di, dice lui, frontiere e sovranità. Mentre i problemi di fondo che scaturivano dalla guerra erano quelli economici. Le durissime riparazioni imposte alla Germania avrebbero portato il continente a un nuovo conflitto e alla scomparsa, lo scrive alla madre, dell'ordine sociale come lo abbiamo fin qui conosciuto. Lo storico francese, Bainville, nella sua recensione, e poi anche appunto nel libro, riportava invece in primo piano la politica, politique d'abord. Dopo un dopoguerra che ha messo in gioco le forze e le risorse dei principali stati del mondo, quello che fa più impressione, scriveva, è il discredito, è caduta la stessa idea di politica. Per politica Bainville intendeva quella che lui chiamava sperimentale, cioè classicamente fondata sul numero, sul peso e sulla misura.
insomma sui rapporti di forza e sul principio di equilibrio. Il gioco delle necessità economiche, scriveva, è innegabile, ma esse giocano un ruolo all'interno di un quadro più ampio, definito dagli antecedenti storici, dagli equilibri politici e dai comportamenti delle classi dirigenti. Se c'è da essere pessimisti per l'Europa, tradurrò sempre perché per evitare di rallegrare i nostri amici francesi, francese toscaneggiante, se c'è da essere pessimisti per l'Europa dopo il trattato, è da un altro punto di vista di quello di Keynes. Il caos economico è profondo, ma quello politico lo è ancora di più. E il grande limite dei negoziatori del trattato era appunto stato quello di avere ignorato le leggi più elementari della politica. I popoli, Benville diceva, ne avrebbero avvertito presto le conseguenze. Tuttavia il suo volume, quello del novembre del 1920, lo storico lo diceva subito, non voleva essere una risposta a Keynes. In effetti, dopo questo confronto iniziale con l'economista inglese, il libro poi prende un'altra strada e l'argomentazione di Benville segue una linea propria, strettamente politica. Il suo punto di partenza e il suo leitmotiv, l'abbiamo già detto, il professor Sotusta l'ha illustrato, è la critica del mantenimento dell'unità tedesca assicurata dalla pace di Versailles, in contrasto invece con un'Europa, soprattutto quella centro-orientale, frammentata e indebolita. È partendo da questo problema che poi Benville sviluppa tutte le altre questioni che secondo lui sono aperte nell'Europa del primo dopoguerra. E l'unico modo per assicurare la pace e l'equilibrio in Europa e alla Francia i frutti della vittoria fosse quello di disarticolare l'unità tedesca, di tornare al rapporto confederale fra gli stati tedeschi, presente prima del 1871, alla formazione del Reich, non era il solo Benville a pensarlo in Francia nell'autunno del 1918. Benville l'aveva già scritto in alcuni articoli di fondo dell'Azione Française del novembre del 1918, nei giorni dell'armistizio. Non era solo, lo ripeto. Negli stessi giorni Gabriele Hanotaux, l'ex ministro degli esteri, che alla fine dell'Ottocento pure aveva cercato di avere un rapporto positivo con la Germania guglielmina, consegnava al maresciallo Foch un memoriale in cui si prevedeva il ritiro dell'esercito prussiano al di là dell'Elba. Ricordiamoci sempre, la Germania nel 18 non fu mai invasa se non per il treno, a differenza del secondo dopoguerra. Quindi il ritiro dell'esercito prussiano al di là dell'Elba e il fatto che gli alleati dovevano avere rapporti diretti con i sovrani dei vari stati tedeschi, soprattutto di quelli della Germania appunto meridionale. Questa posizione, nell'opinione pubblica francese, era condivisa da ambienti di destra repubblicana, ma anche dai cattolici che si raccoglievano intorno al quotidiano La Croix, e da un certo numero di importanti giornali, l'Echo de Paris, il Journal des Débats, Le Temps, e anche giornali di orientamento radicale socialista come la Dépêche di Tolosa. Auguste Gauvin, che era un importante storico e comunista francese, condivideva più o meno queste idee. Come ammette anche Benville, era stata la giornata del 9 novembre, la fine della monarchia, a segnare per il momento la fine di questa prospettiva. Perché la svolta repubblicana aveva finito per rafforzare l'unità. L'impero di Guglielmo II, scrive Benville, era dopo tutto una federazione di stati. Il Reich repubblicano si è centralizzato e non conosce che dei Länder, dei pays lui li chiama. Questa Germania più unita di quella di ieri e ancora attraverso la guerra, con la sconfitta questa volta, che ha realizzato la sua fusione. Non si tratta però da parte di Benville di riflessioni legate alla contingenza 18-19. Erano riflessioni che venivano da molto lontano. Ora la parte che un po' salterò, diciamo, è questo retroterra
la riflessione di Benville sulla Germania, che è data dalla fine dell'Ottocento, perché Benville fu da subito uno storico, ed è forse il massimo esempio dell'attenzione che gli ambienti di Action Française ebbero per la storiografia, di cui avvertirono molto acutamente la politicità, impegnarono fortemente nei dibattiti storiografici, per la verità anche mettendo insieme una serie di storici non accademici, anzi loro polemizzavano contro l'accademia, ma storici come Benville, storici potremmo dire, non dico divulgativi, ma insomma più aperti a un largo pubblico. Se posso fare un paragone con la situazione italiana, una posizione politica distantissima, Benville anche per lo stile, per il modo di ragionare, mi ricorda Luigi Salvatorelli. Ecco, che tra l'altro lui cita, è l'unico italiano insieme a Guglielmo Ferrero che lui cita nelle Conséquences politiques, oltre a Giolitti, di cui parlerò subito. Ecco, cioè la mente lucida, lo stile asciutto, l'interesse per la politica estera, la capacità di scrivere di storia in maniera, non dico divulgativa, però di farsi leggere. Benville fu da subito uno storico e fu da subito un germanista, cioè si occupò da subito di Germania. Appartiene a quella, e lui ne era consapevole, a quella tradizione di francesi germanizzanti che per tutto l'Ottocento si era svolta a partire dal famoso libro dell'Allemagne di Madame de Staël del 1810. E soltanto che questa tradizione germanizzante fino al 1870 era stata molto benevola e molto attenta al mito tedesco. Dopo il 1870 in parte cambia di segno. C'è il famoso saggio di Fustel de Coulanges, pubblicato nel 1872, che comincia una demitizzazione della storia tedesca e che dice dobbiamo vederla in questo modo la storia tedesca se vogliamo salvare la situazione. Quindi già nel suo primo libro, dedicato, è un libro di un ragazzo che ha 22 anni, perché era nato nel 1878, nel suo primo libro dedicato a Ludwig di Baviera, noi italiani lo conosciamo attraverso il capolavoro di Luchino Visconti, ma insomma ecco, al re wagneriano, come lo chiama lui, l'amico di Wagner, eccetera, eccetera. In questa biografia però la parte più interessante per noi è quel capitolo che riguarda Les Secrets du Roi, cioè la politica personale di Ludwig, che va dal 1866, la sconfitta di Sadowa, fino al 1870. E quindi il momento del procedere dell'unità tedesca è sezionato fin da subito da Benville, che fra l'altro critica ferocemente, non solo qui, ma sarà una sua bête noire per tutta la vita, Napoleone III. Napoleone III, in nome del principio di nazionalità, ha lasciato che la Germania in qualche modo procedesse sulla via unitaria, non ha prestato la sponda all'Austria nel 1866 né alla triade degli stati del sud. Li ha lasciati soli davanti a Bismarck e quindi Bismarck ha vinto. Il principio di nazionalità. Ecco, non sempre si tiene, e qui di nuovo siamo a questioni che riguardano le paci del 1919, non sempre si tiene nel debito conto la diffidenza di Maurras e dei suoi seguaci verso il principio di nazionalità. Erano nazionalisti, ma se noi ragioniamo come dal punto di vista italiano, questo lo capiamo di meno. Da loro invece il principio di nazionalità era ricollegato immediatamente alle aborrite idee della rivoluzione francese. Aveva un'origine democratica, ma soprattutto era, nella loro valutazione, un elemento permanentemente di instabilità e di cambiamento, che tendeva a sovvertire continuamente la carta politica europea. E lo faceva sempre, lo aveva fatto nell'ultimo secolo, sempre a sfavore della Francia. La Francia era, come dire, stata marginalizzata, diciamo, dal procedere vittorioso del principio di nazionalità per tutto l'Ottocento. Può sembrare paradossale, ma per Maurras, ma anche per Benville, è il principio di equilibrio, essere al centro della politica.
e il loro idolo è il principe di Metternich. E anche hanno un debole per l'impero austro-ungarico, ancora negli anni di guerra. Poi vedremo per un attimo in che senso gli attribuiscono una funzione. Questa condanna del principio di nazionalità era stata espressa in un famoso capitolo, il capitolo 15, Le réalisme universel, da Maurras, nel suo celebre libro del 1910, Kiel et Tanger, che è un po' la Bibbia, diciamo, del maurasismo, che di cui Georges Pompidou raccomandava la lettura ancora nei primi anni 70, ma le conseguenze politiche della guerra erano il libro di Chevet di Charles de Gaulle, dopo il 1900, Raymond Aron, quando si ragionava sulla divisione della Germania, de Gaulle aveva Benville sotto mano costantemente. E Maurras appunto diceva, cito, protezionismo, diceva state attenti al principio di nazionalità, perché le nazioni ottocentesche che si sono formate in base a questo principio oggi tendono a riconvertirlo in senso aggressivo. Quindi la spinta nazionale che li aveva costituiti la trasformano in politica imperialistica. Protezionismo, nazionalismo, imperialismo esaltato. Questa, scrive Maurras, è la tendenza comune a tutti i popoli che hanno costituito la loro potenza e la loro unità nel secolo passato. Se il XX secolo li trova preoccupati di armarsi, non è più per diventare indipendenti altri, ma per mettere gli altri sotto una dominazione di fatto o anche di nome. Questa critica del principio di nazionalità noi lo troviamo in tutti i volumi di Benville, ora non sto a citarli, soprattutto quello del 1907 su Bismarck e la France, in cui di nuovo torna la condanna di Napoleone III e della sua politica criminale, lui la definisce, del 1860. Ora, Benville aveva una concezione aperta della storia, in cui le scelte degli uomini contano e svolgono un ruolo decisivo. Non ci sono vie obbligate, ma c'è sempre un'altra possibilità, trascurata più o meno consapevolmente. Gli uomini agiscono in base, lo scrive in un capitolo del libro, a uno sfondo valoriale, a uno sfondo culturale determinato. E anche i negoziatori del XIX sono immersi in questo sfondo valoriale e culturale determinato che determina le loro scelte e determina le loro opzioni. E spesso le conseguenze di queste scelte, prodotte all'interno di un certo contesto culturale, hanno poi effetti duraturi, di lunga data, quando ormai questo contesto è finito. Diceva spesso l'Ecclesiaste, diceva spesso le colpe dei padri ricadono sui figli. L'atteggiamento del libro del 1920 è lo stesso. La sua argomentazione è questa: in base a una riflessione politica tradizionale, se volete, classica, europea, non in un contesto di un trattato scritto da gente che legge la Bibbia, per gente che legge la Bibbia. Questa era ecco, in una tradizione politica classica, questo trattato fa acqua da tutte le parti. Fa acqua, e presto o tardi, in vario modo, come dire, andrà in crisi. Ricordiamoci che questo libro è stato scritto, abbiamo visto la recensione del giugno, esce nel novembre, nell'estate del 1920. Il Senato americano ha già negato la ratifica della società, del trattato, quindi anche della Società delle Nazioni. La garanzia anglo-americana alla situazione europea è già saltata, e poi c'è l'alert all'est, di cui parlava il collega prima, cioè la guerra russo-polacca, in cui i francesi sono molto impegnati. Anche Gaulle era in Polonia, non era ancora generale. Ecco, quindi assiste, come anche il nunzio apostolico Monsignor Ratti a Varsavia, assiste a quello che succede
la battaglia della Vistola. Quindi questo è lo sfondo. Alessandro Millerand diventa Presidente della Repubblica poche settimane prima della pubblicazione del libro, che invece non conosce il Trattato di Rapallo perché è sostanzialmente contemporaneo. Ora, si può giudicare la sua posizione a favore della disarticolazione germanica il punto di vista di un nazionalista francese, eccetera. Anche se è sostenuto con una serie, il professor Soutou ribadiva anche la percezione che aveva Clemenceau della sostanziale debolezza e inferiorità francese rispetto alla Germania. Dice, sempre sulla base dei numeri, dice Benville, siamo davanti a un paese che ha 60 milioni di abitanti rispetto a un paese come il nostro che ne ha 40 milioni. E probabilmente se le dinamiche demografiche vanno avanti, fra qualche anno loro saranno 70 e noi saremo 38. E sottolinea anche il dislivello di carattere economico e il fatto che la compressione dei 60 milioni in un territorio limitato sovracciterà, come vedremo subito, le passioni nazionali. È noto l'epigramma con cui da subito, l'articolo dell'8 maggio del 19, quando venne reso pubblico il Trattato di Versailles, è una pace troppo dolce per ciò che ha di troppo duro. Cioè è una pace che in qualche modo dà alla Germania la possibilità di sopravvivere e di mantenere uno Stato unitario, che è la garanzia per ogni ripresa politica. E al tempo stesso la vessa con tutta una serie di situazioni che in qualche modo esasperano le passioni nazionali della Germania. I quattro grandi, dice Benville, hanno scelto una via alternativa a quella della disarticolazione, è quella della educazione democratica. Puntano alla educazione democratica della Germania, alla democratizzazione delle sue strutture statali e amministrative, al suo disarmo. La sua punizione, perciò, era funzionale a una moralizzazione. Una volta completata la sua rieducazione politica, essa sarebbe entrata finalmente nella società delle nazioni. A quel punto, secondo Wilson e la sua visione, il problema degli squilibri fra stati limitrofi che ossessionava Benville, con l'ingresso della Germania nella società delle nazioni sarebbe finito. Perché sarebbe stata la società delle nazioni che assumeva su di sé il compito di stabilire la giustizia fra i popoli, far rispettare il diritto e armonizzare gli interessi. Il giorno, scriveva ironicamente, in cui la Germania sarà giudicata degna di entrare nella società, in quel giorno, secondo il sistema wilsoniano, la pace non avrà più bisogno di nessun'altra garanzia. Ora, lo ripeto, queste possono essere argomentazioni proprie di un nazionalista francese che però ragionava con acutezza. Ora, se ci limitassimo a questo, potremmo vedere nel libro di Benville uno, lo ripeto, dei tanti sottili contributi al dibattito pubblicistico che del 19. Ma in Benville c'è qualcosa di più. Perché, e questo è simile a molti degli uomini di Azione francese, questi erano ideologi incalliti, erano furibondi polemisti e al tempo stesso però erano ragionatori sottili e avevano una capacità di analisi piuttosto notevole. Ecco, mettere accanto questi due aspetti non è semplice, ma anche in un uomo come Daudet, di cui ho già parlato, esistevano questi due punti, e anche nello stesso Maurras. Ora, Benville, quindi cerchiamo di vedere le analisi che faceva poi
più strettamente, appunto la parte più strettamente analitica del libro. Ha detto del fatto che la Germania era stata colpita duramente dalla pace, al tempo stesso le si era lasciato lo strumento politico per una risoluzione, e che era difficilmente credibile che in questa situazione potesse, secondo Benville, convertirsi alla democrazia e lasciare, come dire, tranquilli i suoi vicini. Ma era, secondo Benville, sarebbe stato soprattutto i nemici, diciamo, erano la Francia, erano la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, ma secondo Benville sarebbe stata contro la Francia soprattutto e la rabbia, tra virgolette, tedesca si sarebbe indirizzata. Ora la Francia in che situazione era? Come la lasciava il Trattato di Versailles? E qui l'analisi dello storico francese è particolarmente affilata. La Francia è sola e sussistono poche speranze, secondo lui, che i francesi possano rivitalizzare le alleanze di guerra. Il neoisolazionismo americano spinge gli Stati Uniti ormai a estraniarsi dall'Europa e semmai a lanciarsi in un nuovo imperialismo oceanico. La Gran Bretagna ha ottenuto quello che voleva, la fine della flotta tedesca e il bottino coloniale. E quindi non ha nessun interesse a sostenere la Francia nella sua partita continentale. Una tradizionale alleata come la Russia non esiste più come grande. E il giorno in cui tornasse ad esistere come grande potenza sarebbe, dice Benville, automaticamente alleata della Germania, perché sono entrambe vittime e si sentono entrambe vittime del Trattato di Versailles. E l'Italia? Benville conosceva abbastanza la situazione italiana. Questo anche un po' il mio interesse è nato lì, perché nel 1913 Maurras lo mandò in Italia a prendere contatti con il nazionalismo italiano. E quindi ebbe contatti con Francesco Coppola e con gli ambienti della idea nazionale. Era in Italia nel 1915, nel maggio del 1915, e assistette quindi alle radiose giornate di maggio, a cui dedicò un articolo, un saggio di grande interesse pubblicato alla fine dell'anno nella Revue des Monde. Poi nel 16 scrisse un grosso libro, La guerre et l'Italie, che è un libro molto interessante a cui mi riservo in futuro un po' di attenzione. Quindi aveva una conoscenza abbastanza diretta della situazione italiana e dedica all'Italia un capitolo del libro, L'imbroglio Adriatico. Secondo Benville, i francesi hanno fatto nei confronti dell'Italia. Quanto ancora? 5 minuti? Sì. Hanno ancora allora chiudiamo subito e vi riservo hanno fatto verso l'Italia una politica assurda. È una politica che, soprattutto una politica senza, hanno urtato, è importante per Benville, e anche oggi non è uscito questo discorso, il tentativo di pace separata del 1917. Di nuovo si torna alle differenze di interessi fra gli alleati. La Germania, la Francia, la Gran Bretagna pensavano alla Germania, l'Italia aveva l'Austria-Ungheria e Benville e molti agenti francesi non erano proprio del tutto sordi alle offerte di pace separata del principe. Avrebbero, come dire, benissimo che le trattative andarono avanti per una metà del 1917. Quindi la disarticolazione dell'alleanza occidentale non la vedevano di cattivo occhio e dice: abbiamo resistito alle offerte di pace del principe Sisto, protraendo la guerra per ancora 1 anno e mezzo con molti altri morti, in nome del patto di Londra e degli impegni presi col patto di Londra. Poi al momento che abbiamo avuto in mano la situazione abbiamo negato all'Italia, come dire, quelli che erano gli impegni. L'Italia i francesi se la devono dimenticare, perché ciò che è successo
la divide completamente dalla nostra politica. Quindi è persa ogni relazione. L'Italia andrà per conto proprio nei prossimi anni, ma sarà difficile per la Francia riconquistarla a una qualche intesa. Tra l'altro Belleville come dire, pagine molto interessanti sullo stato d'animo dell'opinione pubblica italiana. Forse la vittoria annunziata sarà un mito, ma i miti, le opinioni pubbliche vivono anche di miti, e certamente fra il 19 e il 20 lo sconvolgimento psicologico dell'opinione pubblica Belleville registra, e è tutta un risentimento in buona parte contro gli alleati e contro la Francia. Non finisco. Belleville prevede l'Anschluss. È inevitabile per leggi classiche della politica, se c'è un corpo piccolo, un'età avorton, un stato aborto come l'Austria di oggi, sarà risucchiato inevitabilmente verso, quando lo consentirà la politica europea. Abbiamo dichiarato la bancarotta dell'impero austro-ungarico perché aveva 8 nazionalità, e abbiamo creato una Cecoslovacchia dove ce ne sono 6 delle 8 nazionalità. 4 milioni di tedeschi. E pensate che queste minoranze poi un domani non abbiano il loro ruolo. E poi soprattutto sulla Polonia aveva delle riflessioni molto lunghe, ora non posso farle. La Polonia costituisce il trait d'union essenziale fra la Germania e la Russia. Domani che la Germania, e non potrà non farlo prima o poi, attaccherà la Polonia, la Russia non potrà, sono parole testuali, dare la sua pugnalata alla schiena alla Polonia, e se la spartiranno di nuovo. Ecco, queste erano, come dire, le previsioni che sulla base, diciamo così, delle classiche leggi della politica e non di una pace scritta da lettori della Bibbia per lettori della Bibbia, il nazionalista francese faceva alla fine del 1900. Grazie. Noi ringraziamo il professor Pertici, e come vedo dalle annotazioni di quello che mi ha preceduto questa stamattina, cena da Gianni va bene alle 20 e ci vediamo domani mattina. Vuoi aggiungere qualche cosa? Dove sei? Ballini. Vi ringrazio tutti dell'attenzione, anche perché le relazioni veramente meritavano quello che abbiamo, insomma, sentito. Allora, alle 20.